Esatto, siamo online. Siamo online con i nostri amici perché... Buongiorno, perché non c'è campo, bisogna sfruttare quello che si può sfruttare. Meno male che te l'ho Bene, detto, siamo qui in aspetta. altezza. Ma qui se non Penso c'è che non ce campo, lo avevi detto. ma sono cose d'emergenza perché i nostri amici ci vogliono seguire, vogliono sentire il De Garda e quindi vediamo un po' il panorama mentre ti prepari. Guarda un po' il panorama dove ti ho portato Bellissimo, oggi. Bellissimo. bellissimo. Allora, cosa abbiamo qua? I nati del 12 luglio. Parliamo di questo allora oggi, giusto Marietto? Abbiamo qualche difficoltà con Potrebbe la sfuggire il connessione. campo, quindi attenziamo. Sì, Siamo già 2487 metri. dovresti coprire il microfono perché si sente il vento. Ehm, Sì. Abbiamo già avuto un momento che si era persa un pochino la connessione. Allora, oggi 12 luglio e andiamo a vedere gli influssi e il significato di questa nascita, che cosa porta, cosa possiamo aspettarci e quali sono un pochino gli aspetti caratteriali per questi nati. Intanto, come tutti i nati del mese di luglio, abbiamo capito già, secondo gli insegnamenti dell'astrologia antica, che abbiamo come il leone, un punto in comune per tutti i nati del mese. Dunque, ritroviamo. Marietto, copri il microfono, per favore. Lui è in alta montagna, infatti. Cerco di fare il possibile. Va bene, grazie. Allora, dunque cosa dicevamo? Abbiamo il dominio mensile Leone che accomuna tutti i nati dal 1° al 31 luglio. Dunque ricevono tutti quanti l'influsso e l'influenza del Sole direttamente su quello che sono i valori del loro destino, del loro carattere. Dunque abbiamo dei punti di ottimismo, energia, vitalità molto importanti, che però sappiamo essere poi diversi da soggetto a soggetto in base anche ai valori del singolo giorno, non solo del giorno inteso come elenco di costellazioni attraversate dalla Luna in una data giornata, ma anche proprio come giorno settimanale della loro nascita, l'ora planetaria che influenza direttamente il momento della loro nascita, e poi compleanno dopo compleanno anche il giorno in cui va a cadere la data del compleanno. E dunque c'è tutta una serie di valori che ci aiutano a fare valutazioni molto molto specifiche e molto personali per i soggetti. Ma torniamo al 12 luglio. Condividono, come ho detto, gli influssi solari, di cui comunque abbiamo già parlato in altre dirette, e hanno due importanti segni distintivi, che sono le prime due costellazioni attraversate dalla Luna. Una sarà quella favorevole, la stella Capo, e quella successiva l'oppositrice, che formerà gli aspetti, diciamo, più difficili sia del carattere sia delle loro prove, e sono entrambe appartenenti a Giove, perché abbiamo Pesci come stella capo e all'opposizione Sagittario. Dunque abbiamo un carattere comunque nel bene e nel male gioviale, un carattere che, sposando appunto la collaborazione del Sole nel dominio mensile, porta a questi nati grandi opportunità e diciamo anche delle buone predisposizioni anche a un percorso spirituale che potrebbe essere appunto insito nella loro natura, poiché hanno un carattere comunque oscillante, perché ricordiamo che tra il dominio mensile Leone e la stella capo Pesci non corre proprio una grande meravigliosa collaborazione, essendo di due elementi diversi, però orientano verso una voglia di realizzarsi e di imporsi sia nell'ambito sociale sia da un punto di vista economico. Grande ambizione e sicuramente molti ostacoli, ma che le persone sapranno superare nel tempo. L'opposizione di Sagittario comunque
ci indizia a un carattere movimentato, ma anche la possibilità che la persona nella vita debba spostarsi più volte, con cambi di domicilio, frequenti traslochi, oppure viaggi in luoghi lontani, o ancora un lavoro itinerante che li porti a viaggiare e a spostarsi. Inoltre l'opposizione di Sagittario chiaramente raffigura anche un tipo di rapporto nei confronti delle autorità non sempre favorevole e positivo, e anche la possibilità che comunque nella vita abbiano noie legali, burocratiche, eccetera, perché Sagittario investe tutto il settore appunto della burocrazia, multe, contrattempi di tipo legale, qualche noia di questo tipo, o doversi avvalere della consulenza e del supporto di avvocati e personalità di questa natura. Buongiorno Sara, buongiorno Antonia. Dunque, inoltre questa oscillazione, diciamo così, tra i valori di fuoco e i valori di acqua, che comunque i valori di fuoco continuano a essere presenti anche nella costellazione Sagittario di opposizione, e che ricordiamo si oppone alla stella Capo, che è di una natura diversa, dunque può parlare di oscillazioni proprio anche nella loro fede, diciamo così, fino a un assestamento che però appunto gli permetterà di rinsaltare la loro, diciamo così, la loro visione, la loro da questo punto di vista. Potrebbero essere molto fortunati nel commercio, come vuole la stella, come vuole il dominio mensile Leone, che porta una buona fortuna finanziaria anche proprio da un punto di vista delle carriere, che per certi versi possono essere anche di tipo militare. Dunque questi nati oltretutto possono anche godere degli influssi gioviali insiti nella stella Capo e, perché no, nella costellazione di opposizione, che li spinge anche a studi più approfonditi, sempre specifici diciamo così, del panorama di Giove, che comunque è molto esteso. Il rischio è un po' che diventino dotti, cioè eruditi, grandi eruditi, ma probabilmente con una preparazione mentale molto grande, che devono riuscire a interiorizzare e fare propria, altrimenti appunto la possibilità è che conoscano molto da un punto di vista mentale, ma che poi vivano interiorizzando magari in misura inferiore. Bene, detto questo, io avviso che questi nati hanno intanto un doppio fluido di Acquario all'interno del loro quadrato e l'opposizione di Sagittario. Dunque la regione, diciamo così, maggiormente sottoposta a prove per quanto riguarda l'aspetto fisico di questi nati è la zona delle gambe. Acquario ci parlerà di circolazione, ma anche del rischio di cadute che è insito anche nella costellazione Sagittario, con ripercussioni alle gambe, come pure, visto che l'Acquario di doppio fluido è anche in chiusura di quadrato, queste persone potrebbero avere problemi di fistole, emorroidi e cose del genere. Insomma, diciamo che siamo nell'ambito delle prove connesse alla costellazione Acquario, dunque la circolazione sia in senso fisico sia in senso lato, dunque anche la circolazione stradale e autostradale. Attenzione dunque a qualche piccola noia in questo senso. Detto questo, comunque le costellazioni di questi nati sono piuttosto favorevoli, aprono sicuramente benissimo la loro vita e dopo parecchie peripezie che possono comunque portarli a dissipare in alcuni momenti, in alcune circostanze delle risorse economiche a causa probabilmente di separazioni, nel tempo però
andranno comunque a consolidare e ad accrescere, perché abbiamo un cancro leone acquario che parla appunto di un accrescimento nel tempo di natura finanziaria, a dispetto però di grandi sacrifici, grandi prove. Bene, Marietto, io ho detto abbastanza, diciamo, per i nati di questo giorno. Cosa hai da dire tu? Che come al solito, sei stata fantastica, spero che si senta bene il volume. Sono felicissimo che è stata tua l'idea di dirmi vai un po' in montagna tanto per cambiare il panorama, perché poi quando saremo giù ci vedremo sempre per tutta l'isola Sicilia, insomma queste cose qua. Allora il Marietto ha preso la palla al balzo per seguire i consigli della nostra. Mannaggia Marietto, è un momento Grazie mille che hai detto queste belle idee. Io poi mi ricollegherò anche sì, esatto, un momento. Quindi possiamo dire che domani alle 9:30 ci sarà la tua live, eh? Magari se lo vuoi dire tu, perché bisogna ripetere, perché ti ripeto, il video che abbiamo fatto alle 9:30 domani no, perché probabilmente, vabbè, vediamo. No, aspetta, devo guardare l'agenda. No, alle 9:30 domani mattina no, dopo le 10. Sì, no, scusa, dicevo le Sibille. Alle 21:30, io pensavo la live del mattino con i nati del no, scusa, certo. Alle sì, 21:30 assolutamente siamo in pista, certo. Certo, siamo in fissa per le live gratuite e ultimamente hai usato anche un nuovo sistema, le fai un po' più brevi, no? Per il semplice fatto che così molte persone possono. Quando sono con te in diretta, sì, assolutamente, anche perché rispondiamo in due, dunque c'è già uno spazio di tempo maggiore rispetto a quello che viene applicato singolarmente, dunque già questo. Poi comunque le richieste sono tante e diciamo che snellendo un pochettino la lettura diamo spazio a più persone di farsi avanti. Ecco, esatto, questo qui durante la mia diretta continuo a fare le solite letture come faccio sempre, comunque restiamo sempre a disposizione per approfondimenti personali, dunque chiunque volesse un consulto privato sa come contattarci. Sì, esatto, anche perché ci sono spesso gente che ormai è abitué, vengono e si piacciono per primi e non lasciano magari a gente che le prime volte che ci incontra magari di fare la domanda. No? Certo, no, è giusto che tutti abbiano un po' spazio e la possibilità di avere una risposta. Sì, esatto, anche perché mi hanno contattato in PVT o perché magari hanno problemi di tempo o di famiglia o proprio perché magari non riesco a prendere la linea, mi hanno detto mannaggia arrivo sempre troppo tardi e non riesco, già 3-4 volte che mi collego o per un coso o per un altro ci sono quasi sempre. Diciamo che è importante che arrivino all'inizio proprio perché comunque le domande vengono risposte in ordine di arrivo. Magari in futuro non se la prenderanno a male gli abitué, darò spazio se non capiscono spontaneamente che insomma un po' per ciascuno, allora magari io sceglierò poi le domande a cui rispondere, altrimenti si fa tutti ordinatamente nel rispetto di tutti, un po' a giro si lascia un po' come dire il modo anche ad altri di attingere, che giustamente sono qua un po' per tutti, lo spazio è aperto a tutti. Bene, Marietto. Bene. Grazie di avere ancora, come si dice, partecipato a questa bellissima live, grazie di avermi dato l'idea di fare i passi, sei sempre molto. L'ho data io, Sì, sei stata tu con le tue idee, mi hai detto, ma sì, dai, che dopo da settembre non li vedrai più e quindi vai a fare qualche passatina. E poi anche i nostri amici, insomma, mi dicevano, ma sempre nei boschi, sei a camminare, facci vedere qualcosa di nuovo, no? È il vostro Marietto. L'unico problema è che la linea qui è scadente, il 4G arriva proprio messo male. Sì, va bene, anzi ha retto 14 minuti e mezzo, dunque direi che siamo stati fortunati. Sì, poi qui vedete la gente sta aumentando, ci sono tantissime moto,
c'è tanto giro, c'è tanta gente che prende questa occasione perché una giornata così è indimenticabile. Io comunque mi ricollegherò per una piccola live dal Furka, se riesco, da Passo del Furka, che è su a 2700 metri, e poi dopo penso che se riesco farò questa cosa qua e poi basta. Quindi cari amici, possiamo salutare Ilde, cosa pensi? Perché Certo, ho auguro sentito... a tutti scusa, una ricordatevi il numero di telefono se volete una consulenza nostra Ilde, è qui in certo. sovrappressione, anche perché sai, molti, visto che entro la giornata 250 persone sicuramente vedranno questo video, magari molti non sanno che appunto diamo anche questo servizio di consulenze professionali per chiaramente 20 euro, 45 minuti per Sibilla, astrologia antica, radiestesia e quant'altro. Ah, poi scusa Ide, posso dirti una cosa? Sì, certo. L'altro giorno mi ha contattato una persona e mi ha fatto una domanda un po' che non sta né in cielo né in terra, però vorrei che tu, visto che abbiamo questa finestrella di tempo ancora, rispondi. Cioè mi ha chiesto quando potevo fare un consulto con le Sibille. Io gli ho detto che andava bene anche quel giorno lì, e visto che questa qui aveva come si dice, dei paletti mentali, dicevo, ma le Sibille non si possono fare solo determinati giorni della settimana. Io ci Giusta sono rimasto. osservazione. Allora, Esatto, spiega un po' alle persone. in effetti ci sono sicuramente delle teorie che hanno un loro perché sul fatto che le sibille vadano fatte di martedì, di venerdì, di mercoledì, cioè ci sono questi giorni, secondo queste teorie, secondo cui si leggono le sibille in altri giorni no. Allora, probabilmente questa ottica, questa visione è legata all'influsso che alcuni dominatori planetari hanno rispetto la lettura, no? E la divinazione. Ma se dovessimo dirla tutta, il lunedì porta chiaroveggenza, la luna. Il martedì intuizione a capire le intenzioni e le cose degli altri, il mercoledì dinamismo mentale, il giovedì parliamo della visione, la visione spirituale superiore, ricordiamoci la scala di Giobbe, di Giacobbe, dunque abbiamo veramente tutti i giorni possono dare. Il venerdì è legato alle cose d'amore, allora le carte si fanno di venerdì, ma insomma, ragazzi, quanti paletti. Uno che è un bravo chirurgo sa operare ogni giorno della settimana, non è che opera solo di martedì perché il Marte è legato ai tagli chirurgici. Cioè, bisogna anche capire che è vero che magari per uno che inizia, è un principiante, è alle prime armi, allora fa bene a sfruttare anche gli influssi degli astri che possono agevolare una lettura piuttosto che un'altra, ma dopodiché bisogna che l'operatore sia più forte dei giorni della settimana. Dunque è un po' un limite che probabilmente qualcuno sente di adottare e di sposare, ma non è necessariamente detto che valga per tutti, e che se una lettura viene fatta in un giorno non fra quelli di questa diceria o di questa convinzione non siano adeguati o corretti. Io, chiaro, quando leggo così o quando sento di questo genere di osservazioni mi passa la voglia di fare il consulto a queste persone, perché chiaramente arrivano già con un come dire, quando si arriva già col vaso colmo, cioè è inutile che vi rivolgete alle persone se supponete di avere già le risposte. A quel punto là non state cercando le risposte, state cercando qualcuno che vi dia ragione. Dunque partiamo già molto male, devo dire, in quei momenti. Cosa ne dici, Marietto? Ma io dico che è una grandissima esperienza, mi fido di te, e ormai tantissime persone sanno che hai competenze, professionalità e cuore. Sicuramente il cuore non mi manca, ad ogni modo quello che voglio dire è che un dono è un dono tutti i giorni della settimana, non è un dono a fasi alterne come la corrente elettrica, dunque o c'è Esatto. o non c'è.
può capitare che una persona sia un po' sottotono o che non si riesca a inquadrare bene una situazione, vuoi perché chi si rivolge non viene lì e dice le cose a spizzichi e bocconi, cioè è importante anche che chi si approccia a un consulto abbia fiducia nell'operatore. Ma a me capita di sentire, a me un'altra mi ha detto così, cioè, per carità nulla da dire sul fatto che giriate e facciate il pellegrinaggio delle 7 chiese, non spetta a me dirvi cosa fare o cosa non fare, però è chiaro che di fronte a osservazioni di questo tipo un pochettino si percepisce che vi piace ed è giusto, per carità, sentire più pareri, però poi chiedetevi se volete sentire più pareri per essere sicuri che vi dicano la cosa giusta o per essere sicuri che qualcuno prima o poi vi dia ragione sulla vostra intuizione. Dunque, il confine è sottile, perché se io ho fiducia di quello che mi dice una persona, non vado a chiedere a un'altra persona di controllarmi quella cosa lì, prendo per buona quella. Magari una risposta che non mi è piaciuta, e allora è per quello che vi rivolgete a qualcun altro. Ma questa persona a cui vi rivolgete, volete che vi confermi quello che credete voi o cosa? Cioè, fatevi anche queste domande, altrimenti un operatore, per quanto cuore possa metterci, per quanto bravo possa essere, inizialmente non vi piacerà perché non vi ha detto quello che volevate, o magari vi piace perché vi ha dato quella speranza. È chiaro che è normale che se vediamo delle cose cerchiamo di essere morbidi o di darvi, come dire, anche uno sfalcio di positività, anche perché appunto consapevole del fatto che bisogna avere fiducia nell'operatore, l'operatore che si vede riconosciuto, nel senso che riconosce, percepisce la fiducia che il consultante mette nei suoi confronti e sapendo anche quanto chi si approccia a questo genere di risposte è aperto, ok, vulnerabile, e dunque sapendo il grado di vulnerabilità, una parola può influenzare in una posizione maggiormente positiva rispetto a un'altra. Dunque anche questo va tenuto in considerazione da parte di chi svolge questo lavoro, cioè il fatto di fare consulti. Comunque, detto questo, la domanda originale del Marietto era: è vero che questi giorni cosa ne pensi? Penso che valga per chi si approccia alle tappe all'inizio e non ha ancora creato un legame con le sibille o con i tarocchi così profondo, e dunque non ha ancora né fiducia in se stesso né le competenze e le conoscenze. Dunque è chiaro che, per esempio, ho fatto l'esempio del chirurgo, anche il chirurgo inizialmente non opera in continuazione, opererà sotto la vigilanza cioè quando fa praticantato sotto la vigilanza del suo responsabile, eccetera, cioè si va per gradi, ma a un certo punto, quando diventa bravo, ripeto, lavora sempre. Ok, questo è un po' il senso. Bene Marietto, io penso di aver concluso, ho risposto a tutto, ti lascio seguire la tua gita. Mannaggia, mi sa che... Al solito per il futuro che ti ho preso, bisogna prendere la banda quando c'è, perché in altezza sai che basta un colpo di vento, non si prende più la banda, e so che ci sono tantissime persone. Per un attimo ti abbiamo perso, comunque prima che capiti di nuovo magari salutiamo, così facciamo una chiusura. Salutiamo. Mannaggia, va bene ragazzi, io non so se lui tornerà, comunque io intanto vi saluto tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione come sempre e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie cari amici, alla prossima, ciao, chiudiamo. Ciao.